Un diario diversamente veneto, come il titolo e come ormai un brand messo in moto da Jesus Andy Gomez. È una cosa che secondo me nasce dal cuore, nasce dall'esperienza, nasce dal fatto di aver camminato in Veneto, vissuto il Veneto in maniera magari diversa da come le vediamo noi veneti, quindi una cosa fatta a misura di bambino e una cosa che mi auguro dia un imprinting ai nostri bambini per far capire l'importanza di far parte di questo territorio, di questa regione e di questo popolo. Beh, tutto questo è stato possibile non solo grazie a me, ma grazie al contributo di tutti quelli che comunque hanno collaborato, dal vignettista, al fumettista e anche ai partner che ci hanno dedicato del tempo e anche risorse economiche per poter realizzarlo e rendere, insomma, arrivare fino alle mani dei nostri bambini. Io quando l'ho fatto ho pensato al mio figlio che ha 6 anni, dunque all'età delle primarie, e ho pensato come mamma, perciò qua dentro c'è l'amore di una mamma verso i figli.